Focus TG di martedì 9 agosto, buona giornata, ben ritrovati dalla redazione di Rete Veneta fino alle 13:30 insieme per raccontare la cronaca, purtroppo anche tanta in apertura dal nostro territorio, notizie, aggiornamenti. Sarà un telegiornale, un Focus TG molto composito, passeremo da un argomento all'altro, c'è la cronaca in apertura con una frana sul Monte Pelmo, poi il suicidio e tentato omicidio di ieri sera a Torre di Mosto, le dimissioni contestuali di 7 consiglieri in comune di 9, poi si prepara il Ferragosto a Padova, saremo in collegamento tra poco anche con l'altopiano di Asiago e poi molte altre notizie. Partiamo allora con la frana sul Monte Pelmo. Stanno rientrando in queste ore le squadre del soccorso alpino della Val Fiorentina e di Selva di Cadore, dei vigili del fuoco volontari, salite questa mattina per un primo sopralluogo sotto il Monte Pelmo, dalla cui parete nord stamattina, poco prima delle 8, è avvenuto un crollo ripreso, e vediamo le immagini già da molte persone che stavano camminando nelle vicinanze, e dal rifugio Città di Fiume. Il distacco è avvenuto dallo stesso punto in cui il 31 agosto 2011 si era originato il grande crollo che costò la vita ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina, 2 soccorritori impegnati in intervento sulla via Simon Rossi. Il materiale roccioso che ha sollevato una grande nuvola di polvere, appunto, che vediamo nelle immagini, è arrivato sul gaione sottostante senza interessare il sentiero e senza coinvolgere persone di passaggio. Il distacco è nell'area vicino a Passo Staulanza ed è stato distintamente avvertito dalle persone che alloggiano appunto nei 2 rifugi, lo Staulanza e il Città di Fiume. Nessuno dei villeggianti si era già mosso per le escursioni di giornata e non è stata fatta nessuna denuncia di scomparsa. I vigili del fuoco, con l'ausilio dell'elicottero Drago 149 alzatosi da Venezia, continuano a perlustrare la zona per assicurarsi che non vi siano persone coinvolte dal distacco di materiale. Eventuali aggiornamenti nel corso del telegiornale. Siamo alla cronaca e siamo nel veneziano Torre di Mosto. Ne è stata data notizia ampiamente nei telegiornali di ieri sera. Michele Beato, residente a Torre di Mosto, ha tentato di uccidere la moglie Rosa Stilletti di 51 anni e poi si è tolto la vita utilizzando una balestra nel garage dell'abitazione in cui l'uomo viveva. L'allarme nel primo pomeriggio di oggi: secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe colpito la donna mentre era all'interno della sua automobile e poi appunto ha deciso di farla finita. Era convinto di averla uccisa e si è diretto poi verso casa. Le ultime notizie sulla salute della donna dicono che è fuori pericolo, è tuttora ricoverata all'ospedale civile di San Donà di Piave, ma non in pericolo di vita. L'uomo, un ex guardia giurata, l'aveva colpita appunto ieri. Ma partiamo dalle testimonianze raccolte ieri pomeriggio dalla collega Daniela Sizzia, a cominciare da quella di una donna, una persona residente nella zona dove è avvenuta l'aggressione. No, io conosco di più lei, la moglie. Sì, la signora che è stata accoltellata l'abbiamo soccorsa io e mio marito. Cosa è successo? Cosa ha visto? No, mio marito ha visto lui che scappava e la signora è stata accoltellata in più parti del corpo. Ha detto qualcosa? Sì, l'abbiamo sentita gridare e addio, aiuto, aiuto, mi uccide e poi siamo andati là, era piena di sangue, abbiamo cercato di tamponare le ferite e queste cose, insomma, abbiamo cercato di tenerla sveglia e abbiamo fatto quello che si poteva. Tutto là finché sono arrivati i soccorsi. Lei la vedo provata, insomma, a vedere una cosa del genere. Cose che non si vorrebbe mai vedere, queste, specialmente in un piccolo centro come il nostro, però insomma è tutto il mondo e paese e succedono anche qua. La signora era fuori di casa già da diversi mesi, abitava per conto suo e siccome lavorava qua nei dintorni faceva le faccende domestiche in giro per le case e probabilmente lui l'ha aspettata sotto. Lei era in macchina ancora? Era in macchina. Non ha fatto neanche in tempo a scendere? No, lui ha preso il portabiciclette, ha spaccato il finestrino, gliel'ha tirato addosso e poi con un coltello da cucina l'ha pugnalata in diverse parti del corpo. Tutto qua. Tanta paura? Tanta paura. Noi abbiamo preso tanta paura.
Lui dopo è scappato. Lui è scappato in macchina, ha fatto il giro del condominio e poi l'ha fatta finita. Dove? Qua dietro. Lui abita dietro là, c'è il garage sotto, la cantina, il garage, e con la balestra si è tirato un colpo. Michele Beato aveva 56 anni e gli era stato ritirato dopo proprio un litigio con la moglie a giugno il titolo autorizzativo a svolgere il lavoro di guardia giurata e anche le armi, ma evidentemente non la balestra. Sul posto ieri pomeriggio poi è arrivato anche il sindaco di Torre di Mosto, Maurizio Mazzarotto. Noi come servizi sociali non avevamo nessuna segnalazione, nessuna conoscenza, perciò di solito con l'assistente sociale qualcosa emerge, qualcosa ci viene insomma segnalato, però non avevamo nessuna segnalazione di questo. Di certo però loro comunque non vivevano più nella stessa casa. No, non vivevano più nella stessa casa, questo è anche dal pourparlers, dal chiacchiericcio. Lei viveva a San Stino, molto ovviamente la relazione non era ben, come dire, gestita da di loro, e lei molto ovviamente è uscita di casa e è andata ad abitare a San Stino, ecco. C'erano delle denunce a carico di lui? No, io questo non lo so, se c'erano delle denunce. Questo non ve lo posso segnalare perché non lo so, insomma, ecco, questo no. Risulterebbe almeno una denuncia forse per maltrattamenti, tanto che poi il prefetto aveva disposto che l'uomo non potesse più lavorare come guardia giurata. Anche questo sono sempre voci di popolo in cui avevano detto è stata ritirata la licenza del porto d'armi e quant'altro, magari forse perché all'interno della famiglia molto era scaturita qualche piccola discussione, ma li sono venute alle mani e quant'altro, e di conseguenza molto l'hanno ritirato. Ecco, sono voci di popolo, insomma. Un atto comunque di una violenza inaudita. Sicuramente sì, per la nostra comunità, perché è una comunità che mai aveva vissuto questo tipo di episodi, insomma, ci lascia un po' così sbigottiti, insomma. Lasciamo per il momento la pagina della cronaca, ci torneremo tra poco con altre notizie dal territorio, perché vi portiamo con le immagini di Edoardo Alberti in altopiano di Asiago. Quello non è Edoardo Alberti, evidentemente non è nemmeno il nostro Ferdinando Garavello che si trova a Malga Larici. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno Mirko, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Allora, siamo in Malga, è una giornata come vedete bellissima, sì c'è qualche nuvola ma si sta decisamente bene. Partiamo con un dato meteorologico, temperatura perfetta, giornata molto bella, le marmotte fischiano qui nella zona di Cima Larici, c'è anche parecchia gente che si muove, è un periodo importantissimo questo per le Malghe, per queste strutture che hanno vissuto giorni molto difficili nella prima parte della stagione. Adesso agosto deve essere il mese della ripartenza. Ne parliamo con qualcuno che di Malghe se ne intende, perché abbiamo con noi Sara della Malga Larici di Sotto, giovanissima ma già con molta esperienza del peggio. Come sta andando la stagione? La stagione, dopo le piogge di questo fine settimana sembra che sia un po' ripartita, l'erba ha preso un po' di colore verde. Fino alla settimana scorsa sembrava di essere ormai in autunno, però insomma adesso ci rincuora un po' per finire la stagione un po' più tranquillamente, diciamo, perché fino a qualche giorno fa le vacche erano molto in difficoltà, perché la sera non sapevano dove andare a pascolare, proprio non c'era erba e loro andavano in bosco, si inoltravano lungo la strada dove trovano un'erba più fresca, perché dove c'è l'ombra insomma si era un po' mantenuta meglio, però nei pascoli, soprattutto quelli esposti al sole, hanno molta difficoltà a trovare da mangiare. Allora vediamo se Edoardo riesce a farci vedere magari qualche immagine. Vedete, adesso sembra quasi normale, ma solo qualche giorno fa la situazione era davvero drammatica anche da queste parti, figuriamoci nelle zone magari addirittura meno piovose o più esposte dell'altopiano, tanto che c'è qualcuno che sta pensando di scendere dall'alpeggio anzitempo. Noi questa è un'ora un po' particolare per le Malghe, perché in teoria è ora di pranzo, però siamo riusciti a chiedere a Malga Larici di Sotto di tenere un po' indietro, come si suol dire, le ricotte che stanno facendo qui all'interno della Malga. Quindi Sara ci porti a vederle, andiamo a dare un'occhiata, vieni Edoardo. E adesso entriamo
Entriamo nella malga che vedete, c'è una parte dedicata alla cucina, c'è una parte invece dedicata alla lavorazione proprio del formaggio. La particolarità di questa malga è che c'è ancora il fuoco, si fa il formaggio con la legna. In molte malghe, in molte strutture si fa con il gas, il riscaldamento invece facciamo vedere, si vede benissimo. Allora, le ricotte sono già pronte. Allora facciamo vedere, Edoardo, se riusciamo, dovrebbe reggere, perché siamo comunque in una zona di montagna, siamo a 1600 metri. Quella che vedete affiorare dal siero è la ricotta che viene riscaldata a 90 gradi, emerge, viene poi raccolta con una sorta di schiumarola e diventa quella ricotta che poi è molto buona naturalmente da mangiare, ma è un prodotto interessantissimo perché porta con sé comunque ancora tutto il gusto della malga. Chiediamo a Sara, prima di chiudere, magari stiamo qui, chiediamo che tipo di prodotti ama la gente? Ama i prodotti freschi, ama le ricotte, oppure vanno in cerca di qualcos'altro quando vengono in malga? Beh, diciamo che sì, la ricotta è un prodotto che piace molto, poi i nostri clienti dicono che è particolarmente buona, è fatta solo con siero e sale. Ultimamente piacciono molto i freschi, però ci sono degli intenditori, insomma, a chi piace anche lo stagionato, quindi vecchio, stravecchio, formaggi che hanno 1 anno, 2 anni o anche più, diciamo un po' metà, dipende insomma da com'è la clientela, e quest'anno con il caldo forse si preferiscono un po' i formaggi più freschi. Allora, di formaggi parleremo dopo la pubblicità. Sappiamo che c'è un break pubblicitario in ballo perché abbiamo delle informazioni piuttosto interessanti per gli amanti delle eccellenze casearie. Quindi ringraziamo Sara, ringraziamo Malga Larici di sotto. Mirko, a questo punto ti cedo la linea. Sì, grazie Ferdinando. Allora, 2 minuti di pausa e poi torniamo a Malga Larici, ma continuiamo a raccontare anche tutto il resto della cronaca del nostro territorio. State con noi. Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta fino alle 13:30. Riprendiamo allora il collegamento con Malga Larici dall'interno, dove abbiamo visto la ricotta in formazione. Siamo tornati all'esterno ancora con Ferdinando Garavello. Di nuovo buona giornata. Di nuovo buongiorno ancora ai nostri telespettatori. Siamo tornati purtroppo un po' a malincuore perché una sala come quella che abbiamo appena visto è davvero ormai rara da vedere anche nell'altopiano di 7 comuni, perché una caliera riscaldata a legna per fare il formaggio, per fare la ricotta, come abbiamo visto, non è cosa che si veda tutti i giorni. Continuiamo a parlare di formaggi di eccellenze casearie del territorio perché dal 2 al 4 settembre e dal 9 all'11 arriverà ad Asiago Made in Malga, una manifestazione ormai conosciutissima che porterà i formaggi di montagna nel centro del capoluogo dell'altopiano dei 7 comuni, e una manifestazione importantissima anche per l'indotto turistico. Ne parliamo con Nicola Lobbia, assessore al turismo di Asiago, che ha accettato di buon grado di venirci a trovare qui a Malga Larici. Assessore, le malghe sono un patrimonio dell'umanità ormai, quasi possiamo dirlo, ma sono anche importanti per il territorio. Assolutamente, l'attività dell'amministrazione comunale di Asiago, ma più in generale di tutte le amministrazioni dei 7 comuni, è incentrata proprio per far emergere sempre più il valore di questo elemento caratterizzante dell'altopiano, ed è per questo che noi abbiamo avviato ormai da 10 anni questa importantissima manifestazione anche nell'ottica della destagionalizzazione, per proporre ai nostri ospiti, ai nostri turisti, questo elemento distintivo
distintivo del territorio, un elemento che fa da funzione di produzione di queste eccellenze caseare, ma soprattutto anche un punto di incontro e di ritrovo dove si possono sviluppare determinate attività escursionistiche, ma anche di carattere di intrattenimento. Sono moltissime le attività di musica, teatrali, proprio in vicinanza di queste malghe. Made in Malga nasce con questa grande volontà di portare ed elevare sempre più il valore dell'elemento malga, che abbiamo avviato insieme a tutti gli altri comuni un percorso per la valorizzazione al patrimonio mondiale dell'UNESCO. Assessore, eravamo all'interno della sala qualche minuto fa dove si fanno i formaggi proprio della latteria della malga, e c'era della ricotta fresca. Qui abbiamo alle nostre spalle invece altri prodotti tipici dell'altopiano come lo stravecchio di malga. Le chiediamo un'informazione un po' personale: stravecchio o fresco? Per me sempre con un pezzettino di polenta calda, stravecchio. Con questo consiglio mi pare molto deciso anche l'assessore Lobbia. Chiediamo di raggiungerci a Luca Olivan, organizzatore di Made in Malga. Anche lui ha accettato di incontrarci qui, una faticaccia salire fin qui tutti quanti in una giornata così bella, però insomma ci siamo, 10ª edizione, dopo le difficoltà non della manifestazione ma di tutto il mondo degli anni scorsi. Si riparte alla grande. Venire in Malga non è una fatica ma è un piacere assolutamente. Ne approfitto per intanto augurare buon pranzo a tutti i vostri telespettatori. Il fatto di essere qua in un TG è anche una cosa importante, perché dare notizie positive in un TG insomma non è da tutte le edizioni, quindi siamo qui in realtà per preparare la 10ª edizione di Made in Malga, un'edizione importante perché insomma intanto ha il numero tondo, il numero 10, e viene dopo un periodo diciamo di pausa, di stop. La scorsa di settembre, dello scorso settembre, è stata un'edizione diciamo smart, ridotta per ovvi motivi. Questa segna la vera ripartenza e rimettere in moto tutti i meccanismi in una situazione che sappiamo qual è, cioè la doppia difficoltà. Però c'è anche molto entusiasmo, c'è la voglia di ritornare alla normalità. Made in Malga è una storia che è iniziata 10 e più anni fa, e quindi una storia fortunata che ha trovato riscontro nell'altopiano, ma soprattutto nei tanti visitatori che arrivano non solo dal Veneto ma anche da fuori Veneto. Ecco, ricordiamo Made in Malga, non solo formaggi dell'altopiano dei 7 comuni che pure hanno poco da invidiare a tutti gli altri, è una manifestazione dedicata ai formaggi di montagna. L'idea di Made in Malga è nata appunto più di 10 anni fa con il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, dove si troverà ovviamente principe in pole position nella manifestazione con i produttori della montagna. L'idea fin da subito è stata quella di portare le migliori produzioni casearie da tutta Italia, quindi ci sono i formaggi blasonati della montagna tipici come la Fontina d'Alpeggio, il Castelmagno, il Raschera, anche il locale Vezzana, e poi ci sono dei pecorini molto importanti che non hanno un nome ma vengono chiamati nella tradizione pecorini di montagna legati alla zona. Quindi ci saranno produttori di montagna da tutta Italia che in questi giorni, nei giorni di Made in Malga, saranno lì a contatto con il pubblico, quindi è bello anche fare le due parole, scambiare le informazioni, anche l'esperienza di chi lo ha fatto. Il formaggio chiaramente ha tutto un altro gusto. Non ci saranno solo formaggi, ma ci saranno anche i prodotti dell'agricoltura di montagna, oltre ai mieli e le confetture, ci saranno dei produttori di salumi dall'Alto Adige con lo SPEC, ma anche dalle altre zone del centro Italia dove la nocineria di montagna è sempre stata importante.
Allora Mirko, sentire narrare tutte queste eccellenze ci ha fatto venire un certo languorino, quindi noi vi cediamo la linea, ma lo facciamo, chiedo a Edoardo di accompagnarci a vedere, ringraziamo i nostri ospiti e chiudiamo con questa bellissima immagine, le montagne dell'altopiano alle spalle, i prodotti dell'altopiano in primo piano. Ovviamente torneremo a parlare di formaggi, perché le eccellenze casearie vogliono dire anche tradizione, cultura, ambiente, mantenimento di un ambiente, come potete vedere questi boschi di larici e sempreverdi bellissimi, un ambiente pettinato, come si suol dire, anche grazie alle malghe. Mirko, se non avete domande da studio vi cediamo la linea. No, grazie Ferdinando, noi la linea la riceviamo con un po' di sana invidia, visto che per noi il pranzo è ancora un po' lontano, più di un'ora. Grazie a voi e buona giornata. Noi torniamo alla cronaca, prima di spostarci sulla Riviera a Jesolo. Diamo una notizia battuta poco fa dalle agenzie per un'evasione fiscale da 12 milioni e mezzo di euro che ha coinvolto una società per azioni attiva nei trasporti e operante nei servizi di consegna. È stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Dietro a tutto ci sono 2 cooperative, 5 SRL con sedi fittizie a Salerno, Roma, Milano, Piacenza e Vicenza, gestite tramite un prestanome da un imprenditore campano che per le Fiamme Gialle è contiguo alla criminalità organizzata. Le indagini sono iniziate da un'analisi nel settore dei trasporti su strada, individuando questa SPA vicentina che si era aggiudicata grossi appalti per conto di aziende ignare di questo meccanismo messo in moto per frodare il fisco. Secondo gli investigatori veniva artificiosamente contenuto, cioè ridotto il costo del personale, risparmiando sui contributi, abbattendo l'IVA e aggirando quindi le regole della libera concorrenza, aggiudicandosi commesse da società di rilievo nazionale e internazionale. Dunque sequestrati 12 milioni e mezzo nei confronti di 2 imprenditori per i reati di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute previdenziali e IVA, a cui si aggiunge il reato di bancarotta fraudolenta. Torniamo alla cronaca, è stato un weekend ad alto tasso alcolico a Jesolo, dove è stata multata anche una 14enne di Castelfranco Veneto. Durante la nottata di sabato, quindi in vigenza dell'ordinanza, i vigili, la polizia locale hanno rilevato questa ragazza minorenne di 14 anni con in mano una bottiglia di superalcolici, quindi è stata sanzionata come da ordinanza. Ha appena 14 anni ed è di Castelfranco Veneto la ragazzina multata nel weekend a Jesolo nel corso dei controlli anti-alcol avviati dalla nuova giunta comunale, che sul tema ha imposto un giro di vite sulla detenzione e la vendita da asporto. 200 euro la multa che gli agenti di polizia locale hanno comminato ai genitori della teenager, un caso limite in una notte, l'ennesima ad alto tasso alcolico. Non è un tema che riguarda strettamente la sicurezza, perché presumo che questa ragazza e i suoi amici non fossero pericolosi per gli altri, però è sicuramente un tema di rilievo sociale. Quindi una delle cose che noi abbiamo visto quest'estate, e questa non è una cosa che possono risolvere i sindaci, le forze dell'ordine, ma probabilmente è un tema educativo, c'è un uso crescente, soprattutto da parte dei minori, di sostanze alcoliche e stupefacenti. Quindi questo è un po' un campanello d'allarme su cui penso che la società debba avviare una riflessione. E nel fine settimana sono state sanzionate anche altre 5 persone. Multato per 700 euro pure il titolare di un mini market beccato mentre vendeva birra a 3 minorenni. Ora l'attività rischia la chiusura. Che il consumo di alcol tra i giovanissimi sia non solo generalizzato ma aumentato esponenzialmente lo confermano gli stessi operatori. Spesso viene acquistato altrove. Alla sera la gente è sempre un po' più brutta negli ultimi anni, quindi è sempre un po' più pericoloso restare aperto a lungo. È chiaro che appunto se facciamo la festa, che c'è tutta la sicurezza, siamo più sicuri, però se rimaniamo tra di noi comunque sì, i ragazzi si fanno sempre un po' più cattivelli, diciamo. Comunque tante compagnie vanno in cerca anche dello scontro. Se da un lato i titolari dei chioschi rivendicano comunque la sicurezza delle loro attività perché monitorate, dall'altro espongono un altro problema, a loro dire irrisolto. I problemi che vediamo sono lo spazio, effettivamente tutti gli spacciatori che sono qui in zone che creano problemi. Naturalmente sappiamo che dove c'è domanda e offerta ci sono anche loro, quindi è quello secondo noi il problema numero 1. Sono soprattutto africani e marocchini che li vedi qui nella spiaggia, però sì, sicuramente è questo l'unico problema secondo noi che deve essere sistemato qui in Piazza Mazzini. Dopo i giovani si sa, prendono l'alcol da casa, se lo portano via da casa eccetera, però
diciamo che se si è organizzati si riesce a sistemare e a sopperire questo problema. Sempre sul fronte della lotta all'alcol, inoltre nel weekend sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 3 soggetti, un 43enne trevigiano, un bolognese e un veneziano. Questo tema si intreccia anche con la sicurezza stradale. Per fortuna episodi gravi non ne sono successi, però sappiamo che il tema dell'abuso di sostanze significa anche poi per chi si mette alla guida il rischio anche di incorrere in gravi incidenti, quindi dobbiamo continuare nella sensibilizzazione e dopo la pandemia ancora di più. Di movida molesta torneremo a parlare tra poco, non da Jesolo ma da Vicenza, ma abbiamo anche aggiornamenti da Nove, dove è caduta la giunta, il Consiglio Comunale per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Parleremo anche del Ferragosto padovano e di tanto altro. State con noi. Ancora ben trovati in Focus TG qui su Rete Veneta fino alle 13:30 insieme per dare uno sguardo a cosa succede nel nostro territorio. C'è molta cronaca, oggi abbiamo sentito del weekend a tasso alcolico e con diversi reati e disturbo anche della quiete pubblica a Jesolo. Succede anche a Vicenza con i controlli interforze disposti dal questore che ha firmato 5 provvedimenti. Nelle zone della movida molesta si sono concentrati controlli interforze nel fine settimana, mirati a Contrà San Biagio, oggetto di segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza per problematiche di ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti che hanno stazionato nell'area tra Contrà Pedemuro, San Biagio e l'omonima piazzetta non hanno rilevato situazioni di bivacco o particolarmente pericolose, ma le operazioni di controllo nella zona proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di evitare il ripetersi di quanto segnalato dai residenti. Controlli che si sono estesi con l'obiettivo di prevenire la presenza di episodi di microcriminalità, lo spaccio e i reati collegati all'immigrazione clandestina, setacciati anche i quartieri da Campomarzo al Quadrilatero a Contrà Pescherie Vecchie a Piazza Garibaldi. Il bilancio dei controlli ha portato il questore Paolo Sartori ad emettere 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari risultati irregolari con a carico precedenti penali. Dovranno lasciare il territorio entro 7 giorni. 2 fogli di via a soggetti gravati da precedenti che si trovavano in circostanze non giustificate nel comune di Vicenza e un avviso orale nei confronti di una persona che denota un elevato livello di pericolosità sociale. A Padova ora, dove c'è stata una violenta aggressione ai danni di un barista, uno spacciatore ha continuato a proferire minacce anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. Sono cose gravi e io adesso in questi giorni, cioè tra ieri e oggi, sto vivendo nell'ansia, perché comunque è una cosa da non sottovalutare. Cioè non posso permettermi di venire a aprire il mio bar e pensare di avere l'ansia di guardarmi sempre alle spalle per vedere chi ho dietro, che cosa potrà succedere. Senza aver fatto niente di male? Senza aver fatto niente, faccio il mio lavoro, cioè non disturbo nessuno, quindi io apro e chiudo normalmente il mio bar. È ancora scossa Alessia, titolare del G-Bar di via Matteotti a Padova, dopo l'aggressione subita dal suo socio da parte di uno spacciatore a cui ha assistito sabato sera. Minuti eterni prima dell'intervento delle forze dell'ordine, che non hanno però placato l'ira dell'uomo che continuava a minacciare. Continuava a minacciare davanti alle forze dell'ordine, perciò la persona non si fa, penso, problemi a ritornare a ripetere quello che ha detto, perciò di minacciare soprattutto a me di accoltellarmi, se non è oggi, domani o tra un mese, per poi magari scapparsene in Marocco come lui diceva, perciò. E la paura di persone così io non ho paura, però ovviamente mi fa pensare, mi preoccupo per le ragazze che lavorano qui con noi. Sono uscite le autorità, nonostante li avesse davanti, lui continuava verso il mio socio, quindi lui non ha avuto neanche paura delle autorità lui, finché non l'hanno fermato, e nonostante lo avessero fermato lui continuava a minacciare. Il pensiero di farsi giustizia da sé c'è. Ho chiesto aiuto anche alle autorità, non sanno darmelo. La verità dei fatti è questa, che io non so chi appoggiarmi se non solo su me stessa, devo farmi giustizia da sola, a cosa vado incontro? Ma la volete prendere una pistola? Ti
Ti devo rispondere sinceramente. Come pensi? Abbiamo pensato più a un taser, quello sì. Non so se possiamo informarci, ecco, devo sapere cosa posso tenere o non posso tenere, però c'è il pensiero. Un'aggressione estremamente violenta. Ci ha solo preso il plateatico, sedio, voleva lanciargliela addosso al ragazzo, ha strappato piante. Per fortuna non ci sono stati danni sia alla persona che ai nostri oggetti. Una bella zona, quella di via Matteotti, centrale, che si sta però trasformando. Dalle prime ore del mattino a metà pomeriggio alla sera non c'è più un orario ed è una situazione bella questa. Lo stanno rovinando perché non sono i semplici tossici, i semplici ubriachi che si accasciano e dormono, non sono quella tipologia di persone, sono dei tossici pericolosi che ti si avvicinano anche con delle siringhe al collo, quindi è una situazione che va presa assolutamente in mano. E dunque seguiremo questa vicenda. Parliamo ora di quello che succede in comune di Nove, provincia di Vicenza, poco lontano da Bassano. Ieri ci sono state le dimissioni contestuali di 7 consiglieri, 7 componenti del Consiglio Comunale, quindi con la caduta automatica del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco Raffaella Campagnolo. Siamo in attesa di conoscere il nome del commissario che la Prefettura di Vicenza nominerà per guidare il comune, quindi con poteri di sindaco e di consiglio comunale da qui alla prossima primavera, quando ci saranno le elezioni amministrative. Il nostro Alex Giuliano si trova proprio a Nove, dove ha sentito un po' di persone, di cittadini, per capire qual è l'umore il giorno dopo. Buongiorno Alex, a te la linea. Buongiorno Mirko, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo a Nove, alle nostre spalle c'è la sede municipale. Ebbene, questa mattina in paese c'è poca voglia di parlare dopo quello che è successo ieri, lo ricordiamo, con le dimissioni di 7 consiglieri, 4 di minoranza e 3 di maggioranza, una situazione che ha fatto decadere Raffaella Campagnolo dal ruolo, dall'incarico di sindaco di Nove. Il comune, come abbiamo dato la notizia proprio a Focus TG in diretta ieri, verrà commissariato, si aspettano sviluppi proprio in queste ore e poi si andrà alle elezioni per nominare il nuovo o la nuova primo cittadino o cittadina di Nove. Ebbene, come ti dicevo Mirko, questa mattina poca voglia di parlare in paese. Le persone che siamo riusciti a intervistare si dividono grosso modo in 2 persone che esprimono grande preoccupazione perché Nove ha in cantiere diversi progetti, anche diverse manifestazioni, quindi c'è chi esprime proprio preoccupazione in tal senso, non vorrebbe che questa situazione di confusione politica possa poi andare a compromettere ad esempio la realizzazione di alcuni eventi, di alcune manifestazioni e la realizzazione anche di quei progetti che il paese aspetta. E poi c'è invece chi si dice sollevato, nel senso che piuttosto che andare avanti con una situazione che qualcuno reputava non più gestibile, che si vada alle elezioni il prima possibile. Ecco, pareri su quello che è successo non ne abbiamo rilevati, perché possiamo dire che tante bocche cucite in paese questa mattina. C'è chi ha espresso solidarietà nei confronti dell'ex prima cittadina, c'è invece chi ha preferito giudicare la situazione senza andare a esprimere considerazioni sull'operato della sindaca e su diciamo la matrice politica di questa crisi a Nove. Fatto sta che vi racconteremo e vi riporteremo le interviste, le voci dei novesi nel corso della nostra edizione serale di TG Bassano dedicata all'informazione, con tutti gli ultimi aggiornamenti, perché, lo ripeto, è questione veramente di ore prima di avere il nome del nuovo commissario che traghetterà il comune alle prossime elezioni.
Mirko, se non hai altre domande io ti restituisco la linea, perché da 9 è tutto. Vi ricordo ancora una volta che ascolteremo le voci dei cittadini questa sera nel corso del nostro telegiornale. Mirko, a te la linea. Grazie Alex. Allora, voci discordanti, che come ci hai raccontato in comune a 9 con posizioni diverse. Noi torniamo alla cronaca. È volato fuori da un pick-up battendo la testa sull'asfalto. È successo sabato sera a Tre Baseleghe. La vittima, un ragazzo di Scorzè, aveva 19 anni. È ancora in gravi condizioni all'ospedale di Padova il 19enne di Scorzè, sbalzato sabato sera fuori dal finestrino di un pick-up, un'auto con cassone, guidato da un amico a Tre Baseleghe. Il ragazzo è finito sull'asfalto e ha picchiato violentemente la testa. Per le sue condizioni di salute era stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. L'incredibile incidente è successo al curvone di via Rio San Martino. Da una prima ricostruzione pare che a bordo dell'auto fossero in 4 e che il ferito fosse seduto sulla portiera posteriore con il finestrino abbassato e il busto all'esterno. Forse in curva gli è mancato l'appiglio ed è volato fuori dal mezzo. I carabinieri stanno valutando tutte le responsabilità, a cominciare da quella del conducente. Mi scuso, ho impropriamente usato il tempo passato, l'imperfetto. Auguriamo ovviamente pronta guarigione a questo ragazzo 19enne di Scorzè, vittima di questo incidente in cui ha riportato delle ferite. Tentato furto notturno in Canonica, il parroco ha chiamato i carabinieri, il ladro, meno male, stavolta è stato arrestato. Ha tentato di entrare nella canonica di San Gregorio Magno a Terranegra e anche nella scuola dell'infanzia parrocchiale, ma grazie alla telefonata del parroco ai carabinieri, un 32enne di origini polacche è stato arrestato in flagranza di reato, ancora con i cacciaviti in mano, per furto aggravato. L'uomo, residente a Vittorio Veneto, dopo aver fornito false generalità ai carabinieri, aveva anche 21 grammi di hashish. È stato condannato a 1 anno e 10 mesi con obbligo di firma quotidiano. E dunque con questa notizia di cronaca arriviamo ad una nuova pausa pubblicitaria fino alle 13:30 Focus TG. State con noi. Di nuovo ben trovati in Focus TG, molta cronaca come dicevamo in questa edizione. Ripeto l'aggiornamento che abbiamo dato in apertura sulle condizioni di salute di Rosa Silletti, la donna 51enne che ieri è stata ferita con un coltello dall'ex marito Michele Boato a Torre di Mosto. L'uomo poi si è tolto la vita poco distante. La donna è ricoverata all'ospedale civile di San Donà di Piave ma non è in pericolo di vita. Un'altra aggressione invece ci riporta nel Padovano, la denuncia questa volta dei carabinieri di Padova nei confronti di un 44enne nigeriano per violenza contro la moglie. È stato allontanato anche dalla residenza familiare. Una tranquilla giornata al parco ha avuto un bruttissimo finale per un nigeriano 44enne denunciato dai carabinieri di Padova in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. È successo al parco Brentaviva a Fontaniva, nell'Alta Padovana, dove la famiglia, residente a Vigonovo, in provincia di Venezia, stava passando la domenica. Per futili motivi l'uomo colpiva ripetutamente al volto la moglie, causandole lesioni valutate con 30 giorni di prognosi dal pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova. La donna era già stata, nel recente passato, vittima di simili violenze da parte del marito. Ora l'uomo è stato denunciato e sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare. I disturbi alla quiete pubblica si moltiplicano, ma si moltiplicano anche di conseguenza le ordinanze antirumore. Siamo ad esempio ad Arzignano, è scattata la prima multa nei confronti di un locale etnico. Non ha rispettato l'ordinanza di chiusura alle 24 e per un locale etnico di Arzignano è scattata la sanzione da 516 euro. Ecco quindi che è scattata una multa di oltre 500 euro e la chiusura e sgombero immediato del locale. Questa azione rientra in un piano che prevede sostanzialmente la difesa del diritto di riposo
che tutti i cittadini di Arzignano meritano. L'ordinanza in questione, che riguardava una limitazione nel quartiere Villaggio Giardino, era stata emanata a seguito di diverse lamentele per rumori notturni molesti. Noti estive troppo vivaci, l'SOS è arrivato dalla zona residenziale, per cui sindaco e vice sindaco erano corsi ai ripari emanando la limitazione. Nei giorni scorsi con il sindaco Bevilacqua abbiamo emanato un'ordinanza per limitare l'orario di chiusura, in particolare nelle aree residenziali, perché diverse erano state le lamentele per rumori molesti. Nello specifico l'ordinanza agiva nel quartiere di Villaggio Giardino e Piazza Pilizzari. Ovviamente abbiamo mandato nei giorni successivi la polizia locale a fare un'adeguata informazione locale per locale. L'ordinanza antidegrado e antirumore prevede lo stop a mezzanotte per bar e locali che vendono alimenti e bevande, dai kebab alle pizzerie da sport, dalle rosticcerie alle pasticcerie fino alle gelaterie e alle gastronomie. Non sappiamo se è un record, ma forse poco ci manca. Un cittadino di Valdagno è finito nei guai perché ha ricevuto un DASPO, un divieto di accesso alle città. È un termine di ambito sportivo, ma viene utilizzato anche in ambito più largo. Divieto di accesso a Cornedo Vicentino, ma anche in 27 locali pubblici proprio di Valdagno. Valdagno. Divieto di ritorno nel comune di Cornedo Vicentino con rimpatrio, foglio di via obbligatorio e DASPO urbano con divieto di accesso presso esercizi pubblici e locali del centro di Valdagno per un totale di 27 esercizi. È quanto è stato notificato ad un cittadino di Valdagno. Provvedimenti emessi dalla Questura di Vicenza sulla base dei controlli e delle segnalazioni attuate dai militari dell'Arma nel corso dei controlli effettuati negli ultimi mesi. Controlli che tra il 1° e il 7 agosto sono stati intensificati dai carabinieri di Valdagno nel centro della città della Lana per prevenire fenomeni di degrado urbano. In particolare le attività si sono concentrate nelle aree di Maglio di Sotto, Piazza Roma e Piazza Dante, nell'arco di tutta la settimana, specie in orario serale e notturno. A seguito di tali servizi è stata elevata una sanzione per ubriachezza molesta ad un uomo di Valdagno e nel corso dei controlli è stata individuata un'autovettura in sosta sprovvista della prevista copertura assicurativa scaduta da oltre 5 mesi. Ora a Belluno, dove è successo nei giorni scorsi che un 34enne è stato soccorso dai sanitari per abuso di stupefacenti. Era in pieno centro, nella zona di via Sottocastello, da tempo teatro di atti vandalici e consumo di sostanze. Il tutto mentre a Belluno si discute animatamente dell'ordinanza del sindaco Oscar De Pellegrin che prevede lo spegnimento di tutti i lampioni della città dalle 2:30 alle 5 del mattino. L'intervento di soccorso nella nottata tra venerdì e sabato. Siamo in via Sottocastello, nel cuore del centro cittadino, e alcuni passanti si accorgono di un uomo riverso a terra, apparentemente privo di sensi. Scatta immediata la chiamata al 118, che si presenta sul luogo con un'ambulanza accompagnata da una pattuglia della polizia e che trasporta l'uomo, 34 anni e ospite di una comunità terapeutica, all'ospedale San Martino di Belluno in condizioni fisiche riconducibili all'abuso di droga. È in condizioni precarie e quindi bene hanno fatto i cittadini che hanno chiamato l'ambulanza, le forze dell'ordine, a cui naturalmente va il mio ringraziamento, e il mio auspicio è che quest'uomo si riprenda. Però la lezione che traggo più generale da questo brutto episodio è che va evitato in tutti i modi il consumo delle sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che quest'area della città, proprio alle spalle del Duomo e Palazzo Rosso, è interessata da episodi di cosiddetto degrado, anzi, numerosissime nel corso degli anni sono state le segnalazioni dei residenti a seguito di episodi vandalici a scapito delle proprietà limitrofe e quasi sempre legati al consumo di sostanze e bevande alcoliche. I residenti vorrebbero dunque che fosse posta maggiore attenzione in un'area che né gode di buona fama dal punto di vista delle frequentazioni né dispone di strumentazioni di sorveglianza al pari delle altre zone del centro. Che è una via che ha delle potenzialità enormi dal punto di vista turistico e culturale. Dopodiché è un tema attenzionato dal sottoscritto e dall'attuale amministrazione da parecchio tempo, ne siamo consapevoli, è un problema complesso che ha varie sfaccettature. Ci impegneremo in questi 5 anni per fare in modo che questa splendida
quindi la via torni a essere una via veramente bella e visitabile in tranquillità e in sicurezza. Il tutto mentre si discute animatamente del provvedimento dell'amministrazione che prevede lo spegnimento di tutti i lampioni cittadini nell'orario notturno, che va dalle 2:30 alle 5 del mattino e che di fatto lascia la città al buio. Una questione derivante dagli aumenti del costo dell'energia e dalla grave situazione in cui si trova il bilancio delle casse comunali, ma che rischia allo stesso tempo di intaccare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. È stata una scelta sofferta, quasi obbligata direi, e necessitata dalle contingenze temporali. Certo è che abbiamo cercato, io per primo, di trovare un ragionevole compromesso tra due opposte esigenze: da un lato quella del risparmio energetico, dall'altra quella di garantire la sicurezza, perché non lo nascondo, io ho sempre detto anche nella passata consigliatura che il buio è amico dei comportamenti incivili e delinquenziali. Parliamo ora di vendemmia, come sapete, come abbiamo detto nei giorni scorsi, anticipata e con difficoltà legate al caldo eccessivo delle scorse settimane e alla siccità. C'è un altro problema in più, perché manca all'appello circa il 30% della manodopera che la vendemmia la dovrebbe fare. Un vero e proprio allarme che viene lanciato da Coldiretti Treviso. La proposta è di ripristinare i voucher. Inizieremo appena dopo Ferragosto con le uve precoci in pianura, ma la difficoltà soprattutto per la manodopera si riscontrerà quando inizieremo in collina, nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, dove là effettivamente quasi tutto viene raccolto a mano e quindi con professionalità da parte degli operatori. Si preannuncia una vera e propria corsa contro il tempo in vista della vendemmia 2022, di fatto anticipata a causa delle temperature roventi che hanno accelerato i processi di maturazione, natura che certo non aspetta le pastoie e le incertezze del mondo del lavoro. E sicuramente manca un 30% nel nostro territorio, a livello nazionale più del 50% manca. I settori colpiti fortemente sono l'agricoltura e a seguito il turismo, di cui ne facciamo parte con il settore agrituristico. I lavoratori che mancano all'appello dovrebbero arrivare soprattutto dall'estero, molti fuori dai confini dell'Unione Europea. A regolare questo aspetto tutt'altro che irrilevante è il decreto flussi, che prevede semplificazioni burocratiche per collaboratori e imprese, ma anche qui le richieste superano di gran lunga le disponibilità. A oggi, se facciamo un punto di situazione a livello nazionale, fra le 42.000 persone che dovrebbero essere introdotte da extracomunità europea come lavoratori per la raccolta, siamo sì a 10.000 sul suolo nazionale. Treviso tendenzialmente ha dalle 3.000 e 3.500 assunzioni per raccolta, che spero che quest'anno vengano soddisfatte, perché la necessità è veramente importante per il settore. Per Coldiretti l'unico modo per colmare il vuoto occupazionale sta in un parziale ritorno al passato. Una volta avevamo uno strumento proprio per le raccolte che va dalle uve ai kiwi e al radicchio. Lo strumento fondamentale per le aziende agricole era il voucher. Sarebbe cosa buona e giusta poter ripristinare uno strumento che era dinamico, versatile e fondamentale per le aziende agricole del territorio. In provincia di Venezia ci sono 1.500 imprese a rischio. Secondo un'analisi della CGA di Mestre, molti artigiani e piccoli imprenditori potrebbero finire nelle morse dell'usura. Nonostante i segnali di ripresa, ci sono 1.500 aziende nella provincia di Venezia che si trovano in grave difficoltà. Sono a rischio usura e sono aziende che sono state segnalate alla centrale rischi della Banca d'Italia perché insolventi. Sono quindi imprese in grossissima difficoltà che rischiano di scivolare nelle mani delle organizzazioni criminali che soprattutto in questo momento di difficoltà e di liquidità molto contenuta si stanno avvicinando a quelle imprese che hanno invece la necessità di avere i soldi per mantenersi in vita. Quindi è un monito che lanciamo con grande preoccupazione. Bisogna intervenire subito anche legislativamente, soprattutto rafforzando il ruolo, la funzione e soprattutto la dimensione economica del fondo contro praticamente l'usura, per la prevenzione dell'usura, l'unico strumento in grado di bloccare, frenare questa situazione particolarmente delicata. Parliamo ora del latte, del suo costo, del suo prezzo, un prezzo riconosciuto agli allevatori che aumenta, ma i costi nelle stalle aumentano a loro volta. Situazione insostenibile, dicono dalla CIA Agricoltori, una stalla su 10 è destinata a chiudere.
da 55 a 60 centesimi al litro, gradualmente tra agosto e dicembre. È l'aumento del prezzo del latte che verrà erogato ai produttori, effetto del recente accordo con Italatte, società di acquisto dei grandi distributori. Un passo in avanti rispetto ai tempi in cui le stalle producevano latte in perdita, ma resta ancora molto da fare. Oggi un'azienda su 10, soprattutto le aziende zootecniche e soprattutto le aziende del latte, chiudono per mancanza di redditività e quindi i costi di produzione sono aumentati in media quasi il 15%, con valori che superano del 70-80% le spese energetiche, ma anche le materie prime, quindi il mais in primis, il trinciato e quant'altro. Eppure nella sola provincia di Padova il settore vale 80 milioni di euro. L'Alta, con Gazzo, San Pietro Ingù e Piazzola sul Brenta, è l'area con la maggiore presenza di bovini da latte. Da qui arriva circa il 10% della produzione veneta, ma le aziende lottano tutti i giorni per sopravvivere. Le nostre aziende tra l'altro si indebitano in maniera importante anche per il benessere degli animali, i grossi investimenti che stanno facendo le nostre aziende agricole. A fine mese vi è da pagare le banche, vi sono pagare i mutui e quando non ci sono i soldi evidentemente le aziende vanno in difficoltà e vanno in crisi. E per questo chiediamo come CIA Agricoltori Italiani, insieme anche alle altre organizzazioni agricole, un intervento importante da parte del governo per sostenere questo importante settore. Parliamo ora di servizi pubblici di trasporto. Mancano autobus, mancano fermate preposte all'interno del centro storico di Treviso, con tanti disagi per persone con disabilità o non vedenti, come la signora Stefania che si è rivolta ai nostri microfoni. Ci sentiamo immersi nel traffico, quindi è un disagio. Sfiderei chiunque a farlo senza vedere nulla, ecco. La signora Stefania è totalmente non vedente, è residente a Treviso. Ogni giorno utilizza gli autobus per muoversi in città e per recarsi al lavoro all'ospedale. Ha deciso di rivolgersi ai nostri microfoni per segnalare le difficoltà che vive quotidianamente nel muoversi all'interno del centro storico, a causa della mancanza di autobus e di fermate preposte per via di cantieri che interessano le vie centrali e che la obbligano a recarsi al di fuori delle mura cittadine per prendere l'autobus, che per una persona non vedente senza accompagnatore o un cane guida può rappresentare un vero e proprio disagio. Io ci metto mezz'ora ad attraversare la città per andare alla fermata, l'unica più vicina, e solo al ritorno perché all'andata dovrei andare in stazione che non sono capace di arrivare. Stanchezza, caldo, barriere architettoniche e traffico rappresentano un vero dramma per chi è disabile e non vedente, che potrebbe cadere vittima di attacchi di panico nel bel mezzo del traffico perché potrebbe perdere i punti di riferimento, potrebbe sbattere su qualcosa di non segnalato o essere vittima di incidenti. Ci sono lì tutti i lavori in corso, c'è un caldo da morire. C'è la stanchezza magari del fine turno di lavoro e soprattutto imparare i riferimenti, imparare il marciapiede, la buca, tutto quello che ci va dietro, imparare una strada senza vedere. Sicuramente un tema degno della massima attenzione che dovrebbe comportare un supplemento di riflessione per chiunque rivesta un ruolo pubblico. È tutto un rischio. Le strade nuove vanno conosciute, che trovino delle soluzioni, perché noi le abbiamo anche già proposte. Se loro facessero una linea che gira intorno al PUT interno con delle fermate in vari posti, saremo più vicini, ma all'interno di questo PUT esterno che è difficilissimo, impossibile da attraversare. E apriamo ora una pagina dedicata alla sanità, partendo dalla carenza dei medici di base. Negli ultimi mesi la situazione si è aggravata a causa di molti pensionamenti e potrebbe anche andare peggio. Abbiamo 18.000 persone senza medico di famiglia, sono state pubblicate le ultime carenze, 140 e oltre carenze, e ne sono state accettate 21, quindi questo dà senso ai numeri. Entro il 2026 più della metà dei medici di famiglia del Veneto saranno in pensione. Così il presidente dell'Ordine dei Medici. Il dottor Crisarà è a sua volta medico di medicina generale, conosce perfettamente la situazione e i motivi per cui si è delineata. Il rischio che 18.000 padovani restino senza medico di base c'è.
Era facile da prevedere perché bastava mettere insieme le date di nascita dei medici con il periodo cioè di lavoro per arrivare a questa conclusione. È mancata completamente la programmazione, è mancata completamente qualunque visione verso l'esterno e adesso i nodi sono venuti al pettine. In questi mesi i medici stanno aumentando il numero dei pazienti seguiti. Ci sono compiti però che potrebbero delegare, come la misurazione della pressione o la consegna dei certificati. Manca però anche questo personale. Bisogna riorganizzare il sistema perché il medico non può più lavorare da solo, il tempo medico, il tempo di cura deve essere tempo di cura, quindi bisogna battere quelle 4-6 ore che si fanno di back office oltre all'ambulatorio, il che significa avere segretari, il che significa avere infermieri che facciano quello che sanno fare per lavoro e questo non venga caricato sui medici, ma i medici abbiano la possibilità che anziché scrivere carte, anziché togliere punti o altre cose del genere, possano fare ore di ambulatorio anche in altri ambulatori. E dunque con questo allarme noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, ma tra poco ripartiamo dalla sanità per una storia che è stata raccontata ai nostri microfoni, ma che proprio nelle ultime ore ha avuto in qualche modo uno sviluppo positivo. State con noi, a tra poco. L'ultima mezz'ora di Focus TG di questo martedì 9 agosto, ancora ben ritrovati e buona giornata. Sanità dunque, all'ULSS 7 Pedemontana abbiamo raccolto un'altra storia, un'altra vicenda, quella di un anziano di 81 anni che ha raccontato a Rete Veneta di aver aspettato 1 anno e 8 mesi per un'ecografia. 1 anno e 8 mesi per un'ecografia urgente, importante, con priorità indicata dal medico di base. Il signor Antonio, nome a tutela della sua privacy, ha 81 anni e di fronte a questa richiesta del proprio dottore ha provato a prenotare un'ecografia in data 21 gennaio 2022. Ecco com'è andata. Passati i 90 giorni non ho sentito niente. Attendo. Maggio, giugno, ripetutamente richieste, ripetuti solleciti. Giovedì scorso, 4 agosto, telefono di nuovo, mi dice sì, la stiamo chiamando. Per quando? Dico, per settembre. Settembre, prossimo, dico una quindicina di giorni. No, dice settembre, 15 settembre 2023, alle ore 8:15. Che io ho detto, ma mi state prendendo in giro? Per il 2023 potrei essere anche morto perché ho 81 anni. Una situazione che il signor Antonio giudica così. È una presa in giro, perché ho telefonato in giro nei vari centri medici, nel giro di 8 giorni avevo il servizio subito, a pagamento però. Il che con tutti i soldi che, oltre ad averli versati quando si lavorava, adesso che sono in pensione continuano a mungere, trovo che sia una presa in giro. Non per me, ma per tutta la popolazione dell'ULSS 7. Disagi e disorganizzazione, racconta il signor Antonio, che oramai sono diventati un coro di lamentele da parte dei cittadini e non solo. Sicuramente sì, e sento anche le lamentele del personale che lavora all'ULSS 7, che purtroppo si sentono sottovalutati e trattati e bistrattati. Alla luce della sua esperienza, ecco come risponde alla domanda se la situazione nell'ULSS 7, secondo lui, sia peggiorata nell'ultimo anno. È centuplicamente peggiorata, sia sotto tutti i punti di servizio, non per il personale che lavora, ma penso, per quello che posso dire io, delle persone della dirigenza. Come sempre, i nostri microfoni restano a disposizione di tutti.
La vicenda ha avuto un'evoluzione proprio nelle ultime ore, perché proprio questa mattina, prima di entrare in diretta, il signor Antonio, come lo abbiamo chiamato, ci ha contattato, anzi è venuto proprio qui in redazione, dicendo che aveva ricevuto una chiamata dell'ULSS per avere l'appuntamento ai primi di questo settembre, e la stessa ULSS 7 in una nota ci scrive che in relazione a questo servizio relativo all'appuntamento per il 2023 comunicato al signor Antonio per un'ecografia, l'azienda precisa che si è trattato di un banale errore informatico. Premesso che la comunicazione errata all'utente è avvenuta venerdì 5 agosto, già questa settimana, precisa l'ULSS, il CUP aveva in programma di ricontattare l'utente per comunicargli la data corretta, che è effettivamente per questo settembre 2022 e non 2023. Dunque soluzione che fortunatamente è arrivata. Andiamo a Ponti di Debba ora, a Vicenza, dove si è ripresentato il fenomeno della schiuma biancastra. Torna la schiuma a Ponti di Debba lungo il Bacchiglione, come capita ormai da un paio di mesi dopo le giornate di pioggia. Nelle precedenti occasioni in cui la patina biancastra si era presentata, le analisi effettuate da ARPAV facevano ricondurre il fenomeno a cause naturali, probabilmente dipendenti da un insieme di fattori: caldo, siccità, basso livello di ossigenazione, esami che davano esito negativo ad un possibile inquinamento. Fenomeno per il quale era stato convocato un tavolo tecnico di confronto dalla provincia, che tuttora, rispondendo alla preoccupazione di residenti e pescatori, garantisce la massima attenzione. ARPAV già questa mattina stava campionando, come lo sta facendo però dal 19 luglio ogni settimana, quindi i campionamenti non sono mai terminati, perché vogliamo capire bene quale sia il meccanismo che innesca appunto queste schiume. Da parte nostra l'attenzione è certamente massima. Tutti questi fenomeni si verificano sempre dopo le piogge. Questo è un dato statistico ormai acclarato. Questo può far pensare appunto che dipenda dalle acque bianche magari non collettate che poi arrivano al fiume. Comunque stiamo facendo tutti gli approfondimenti necessari per poter stabilire l'origine affinché tutto ciò possa cessare il prima possibile. Altro inquinamento invece nel Padovano, a Pernumia. Da tanti anni esiste un problema ambientale ma anche di pericolo per la quantità enorme di rifiuti pericolosi all'interno della ditta C+C. Finalmente i rifiuti saranno rimossi, sono soddisfatti comitati e ambientalisti. Circa la metà dei rifiuti ammassati nei capannoni della C&C di Pernumia, ben 22.000 tonnellate ritenute pericolose, entro la prossima primavera saranno tutti conferiti a un centro di smaltimento di Siviglia, in Spagna. Il materiale verrà portato con molti camion a Marghera per l'imbarco sulle navi. Il tutto dovrebbe iniziare da settembre. È quanto emerso dopo l'ultimo sopralluogo di lunedì scorso nei capannoni di Via Granze delle associazioni ambientaliste La Vespa di Battaglia Terme, SOS C&C di Due Carrare, Lasciateci Respirare di Monselice, le imprese che si occuperanno della rimozione e l'ingegner Francesco Trevisan di Veneto Acque, società della Regione Veneto che gestisce il progetto di bonifica del costo di circa 12 milioni di euro. I restanti rifiuti non pericolosi verranno conferiti, sembra, nella zona di Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Soddisfatti per la collaborazione e la trasparenza mostrate dalle istituzioni in questa fase, e sperano anche in futuro, si sono detti gli ambientalisti. Resta però l'amarezza, hanno aggiunto, nel vedere spese tante risorse pubbliche per sanare le conseguenze di attività criminali. A Silea, alle porte di Treviso, sono stati tagliati 4 pini marittimi. I cittadini sono arrabbiati, ma il vice sindaco risponde motivando la scelta fatta dal comune. Tagliavano 4 bellissimi pini che erano già stati sfoltiti perché ce n'erano molti di più e davano un tono di verde, di qualcosa di bello presso le scuole medie di Silea. Via 4 pini marittimi da via Tezze a Silea, all'altezza della scuola media Marco Polo, ma non tutti i cittadini sembrano contenti della scelta fatta dall'amministrazione comunale. Parlando con i cittadini di Silea, molti sono imbufaliti, perché erano l'emblema di Silea, quei 4 pini. Una scelta che secondo alcuni cittadini non doveva essere fatta perché a Silea manca il verde urbano, in quanto sta diventando sempre più vittima di un'eccessiva cementificazione. Una cosa che proprio balza agli occhi, tornando da Treviso verso Silea, sulla nuova pista ciclopedonabile
ciclopedonabile, c'è l'erba che supera gli alberi e gli alberi sono stati fatti tutti morire senza portare un goccio d'acqua. La risposta del comune in merito ai pini tagliati non è mancata ad arrivare, ribadendo che lo scorso sabato sono iniziati i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale appunto in via Tezze. Le radici di questi pini marittimi infatti avevano creato delle cavillature, in alcuni punti sollevato l'asfalto anche del manto stradale, generando delle difficoltà nella fruizione dei marciapiedi. L'intervento ha avuto anche il parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni Ambientali, tenuto conto che prevede la sostituzione delle 4 piante con 6 piante, quindi con un numero maggiore di piante, puntando su una specie arborea autoctona. Infatti i pini mariti verranno sostituiti con 6 esemplari di acero campestre. Siamo saliti in Cima Grappa per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di demolizione dell'ex base NATO iniziati alla fine di ottobre 2021. In questi giorni si è letto di un'interruzione legata alla vita della fauna locale, certo che va rispettata, ma in realtà questo stop era già previsto dall'autorizzazione regionale. I lavori di demolizione dell'ex base NATO sulle pendici del Grappa, iniziati a fine ottobre, hanno ormai portato alla completa demolizione degli edifici esistenti. C'è stata l'interruzione invernale per una nevicata ai primi di dicembre, poi il tempo di rispetto della vita, della riproduzione della fauna selvatica, primavera e estate. Tra settembre e ottobre gli interventi riprenderanno con l'asportazione di tutto il materiale demolito. Sono circa 3.000 metri cubi di materiali già accatastati e protetti, anche se solo parzialmente, da teloni per evitare la dispersione nell'ambiente. Il macchinario frantumatore produrrà più di 200 decibel di rumore per 4 ore al giorno. La tabella di marcia è stata pienamente rispettata in base alla valutazione di impatto ambientale rilasciata a novembre dalla Regione. Anche il sindaco di Pieve del Grappa conferma che non c'è stata alcuna interruzione imprevista. Da sempre in Grappa alcune lavorazioni, specialmente quelle più rumorose, sono vietate fino ai primi di agosto e di conseguenza da settembre verrà completata la demolizione della base NATO come previsto del resto dal cronoprogramma. L'obiettivo è ripristinare montagna e paesaggio allo stato precedente alla costruzione della base. Se viene tutto ripristinato e tutto riportato alla sua normale vita della montagna, credo che sia una bellissima cosa, ecco. Quindi spero proprio che venga ripristinato come era all'inizio. Molto valido, però peccato che non sia stato messo in atto, però non finito. Perché l'impatto noi la vediamo oggi che già è in fase di demolizione, lascia una grande amarezza, cioè fa pensare a uno stato di abbandono totale, ma riportarla come era all'origine sarà sicuramente un'opera importante per tutto il Monte Grappa, ma anche per tutta l'Italia, per l'ambiente e l'Italia al completo. La zona del Grappa è tutelata dalle norme europee di Rete Natura 2000 e da pochi mesi dichiarata area MAB UNESCO. Quel posto è meraviglioso, è bellissimo, ecco, spero veramente la prossima volta che ritorneremo da queste parti di rivedere un ambiente quasi al naturale, ecco. Questa mattina abbiamo avuto modo di contattare l'ufficio stampa appunto di Onor Caduti, quindi dell'esercito italiano, e ci ha confermato che i lavori riprenderanno proprio a settembre e che quando ci sarà la fase conclusiva appunto ci faranno risalire per vedere proprio la conclusione del lavoro. Tanti turisti ne abbiamo intercettati appunto dall'Umbria, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, ma anche dall'estero ieri in Cima Grappa. Tanti turisti arriveranno per il ponte di Ferragosto nelle nostre città. Uno degli appuntamenti immancabili è quello di Padova, del centro di Padova. Allora ci spiega tutto con il suo ospite, il nostro Guido Barbato. A te, Guido. Bene, eccoci, allora buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo in municipio a Padova in compagnia dell'assessore ai grandi eventi e non solo, ai diversi incarichi, ma in questo caso ai grandi eventi, Antonio Bressa, per parlare, assessore Bressa, del ritorno della festa di Ferragosto, perché bisogna anche ricordare e sottolineare questo aggettivo, diciamo, o comunque sostantivo, che la festa di Ferragosto mancava dal 2019, se non ho sbagliato i conti.
Esattamente così, è da 3 anni che manca, perché le ultime 2 edizioni non sono state realizzate a causa, evidentemente, come ben noto a tutti, dei problemi legati alla pandemia, e siamo quest'anno di fronte a un grandissimo e attesissimo ritorno, perché sarà una festa del ritorno alla vita con un grande evento di piazza, come è sempre stato prima di questa vicenda che purtroppo ci ha condizionato negli ultimi 2 anni. È un po', tra virgolette, la festa dei padovani, perché insomma è gratuita, si svolge in Prato della Valle, è popolarissima sia per i contenuti che appunto per il fatto che è gratuita. Allora, le novità di quest'anno, Assessore Bressa? Allora, la novità è che lo spettacolo ha, diciamo, una caratura di livello internazionale, perché prima dello spettacolo pirotecnico o piromusicale, come sarebbe più giusto definirlo, abbiamo artisti internazionali, Leoni da Berlino, Kaima da Tel Aviv, altri artisti emergenti che si affacciano, diciamo, sullo scenario padovano, sul palco di Prato della Valle, e poi il grande spettacolo piromusicale che quest'anno sarà dedicato al tema della pace, quindi fuochi d'artificio, ma al tempo stesso musica e voce narrante, con un grande messaggio di pace che Padova lancia in questo momento e in questi mesi in cui abbiamo purtroppo assistito alle tristi vicende dell'aggressione russa in Ucraina. Non solo questo, perché assisteremo all'evoluzione dei fuochi d'artificio, accompagnati dalla musica, dalla voce narrante, particolarmente silenziosi, perché abbiamo concordato con le associazioni, la LAV in particolare, che rappresentano le esigenze degli animali domestici, delle modalità per avere uno spettacolo assolutamente scenografico, assolutamente coinvolgente, ma al tempo stesso rispettoso dell'ambiente e degli animali. Quindi delle esplosioni di pace a un volume diciamo di botto un po' più basso, mi pare di capire. Sì, esattamente, ci sarà sempre il lancio che avrà la sua scia di rumore dei fuochi d'artificio nel cielo, ma al momento della deflagrazione in cielo non c'è quel botto che poteva creare, come è normale durante anche i temporali, dei problemi per i nostri animali domestici. La nostra è una città sensibile rispetto a queste esigenze, una città che sta evolvendo nel senso della sostenibilità ambientale, e quindi siamo contenti perché siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio tra la spettacolarità dei fuochi, che sarà garantita, ma anche l'attenzione ai nostri animali a 4 zampe. Beh, insomma, staremo a vedere, perché insomma ci aspettano delle novità anche magari un po' inedite da questo punto di vista. Il fatto che ci sia anche una voce narrante che racconterà, sentiremo cosa, l'attinenza tra fuochi e che ne so, magari anche i fuochi, quelli tragici della guerra, oppure un respiro di pace alla quale tutti quanti un po' noi aneliamo e ricerchiamo. Grazie all'assessore Antonio Bressa, appuntamento quindi dalle 21, giusto? Dalle 21 e poi alle 23:30 il grande spettacolo piromusicale. Bene, è tutto, linea allo studio. Grazie Guido, grazie all'assessore Bressa. Dunque appuntamento in Prato della Valle per questa tradizione che ritorna insomma dopo una lunga pausa forzata. Dicevamo prima, a Belluno si spengono per risparmiare i lampioni, l'illuminazione del centro storico dalle 2:30 di notte alle 5. A Chiambo arriva invece il restyling completo di tutta l'illuminazione. Sicurezza dei cittadini è uno degli obiettivi, e anche risparmio energetico. Chiampo rivoluziona l'illuminazione pubblica. In partenza i lavori. Ci vorranno 6 mesi per rifare interamente gli impianti di illuminazione di tutta l'area comunale. 1643 punti luce saranno sostituiti e passeranno a LED. Riguarderà tutti i punti luce dell'intero territorio comunale. Infatti noi abbiamo già 457 punti a LED e i 1640 che andranno ad aggiungersi ai 1643 punti che saranno sostituiti appunto entro dicembre 2022. È un'opera di project financing, ci stiamo lavorando da parecchio tempo, da circa 2 anni, e appunto complice questa crisi energetica di quest'ultimo anno abbiamo accelerato come non mai per permettere appunto di sostituire il prima possibile i nostri impianti ormai vetusti. 2 le parole d'ordine alla base del lavoro di rifacimento che riguarderà tutto il comune: sicurezza dei cittadini ed efficientamento energetico. Il progetto permetterà infatti di abbattere i costi. È un intervento davvero importantissimo, forse il più importante intervento di pubblica illuminazione che riguarda il nostro comune, e che andrà ad efficientare del 60%
il nostro impianto. Significa una riduzione dei costi, ma anche una maggiore sicurezza e una maggior visibilità per i nostri cittadini. Torniamo alla principale notizia di cronaca che abbiamo dato in apertura, cioè il suicidio, il tentato omicidio di Torre di Mosto di ieri sera. Ricordiamo la donna ferita, 51 anni, non è in pericolo di vita, è ancora ricoverata all'ospedale di San Donà di Piave. Si chiama Rosa Silletti, l'ex marito invece Michele Beato, 56 anni, dopo averla percossa, colpita con un coltello da cucina più volte, si è tolto la vita con la freccia di una balestra. Abbiamo raccolto la testimonianza del primo soccorritore. Ho sentito le grida e ero a letto, mi sono vestito una maglietta, un paio di ciabatte e i short e sono andato a soccorrere. Quando sono arrivato ho visto la signora che era sanguinante, ho chiesto al barbiere che mi portasse degli asciugamani, me li ha portati subito e abbiamo tamponato le ferite. Cosa le ha detto? Cosa ha detto? Cosa diceva la signora in quel momento? La signora era scioccata, mi chiamava per nome, mi diceva di non lasciarla, che aveva dolore, che aveva male ai mani e che non ci vedeva, però secondo me era sotto shock, insomma. Un vero e proprio agguato quello del signore che lo ha aspettato. Io non so cosa è successo, ho sentito delle grida, ho sentito 2 colpi. Dopodiché sono sceso e ho visto il marito che era passato con la macchina, che è andato giù qua in garage, e allora ho immaginato che fosse la signora perché la conoscevo, insomma. Quindi lui non è arrivato a piedi, è arrivato in macchina? Macchina. Non so là se era che l'aspettava o se è arrivato in seguito. So che è partito da là con la macchina perché ho sentito chi era lì più vicino, che ha sentito le grida, ha detto sta scappando. Allora mi sono fermato un attimo a vedere dal balcone chi era dentro in macchina e ho riconosciuto il signore. Che dopo è rientrato. Ma si sapeva che era una coppia magari litigiosa, una coppia... No, che fossero litigiosi no, che si fossero separati, quello sì. Sappiamo che lui è una guardia giurata, però non poteva più utilizzare l'arma. Dicevano che tutti lo vedevano prima con l'arma nella fondina, poi non più. Io questo particolare non l'ho notato, infatti avevo paura che potesse tornare indietro con la pistola. Perché sapevo che era una guardia giurata, anch'io lo vedevo con la pistola, abitiamo quasi di fronte, però ultimamente io non mi sono accorto che se l'avesse o non l'avesse. Senta, ma lui ha desistito perché pensava di averla ucciso perché siete arrivati voi? No, noi siamo arrivati che lui era già scappato e c'era altra gente là che aveva già avvisato il 118 dei carabinieri. Quindi noi abbiamo solo soccorso la signora. Forse lui pensava di essere riusciti ad uccidere? Non so dirle cosa avesse pensato il signore. So che lei stava ancora gridando, insomma, siamo mossi da casa perché sentivamo le grida, solo per questo motivo. Tanto sangue? Abbastanza sangue, gli asciugamani ci sono intrisi bene di sangue. Grazie. Secondo lei del Croce Rossa come sta? Secondo lei erano ferite mortali? Secondo me no, perché non ho visto che c'erano emorragie massive, tipo grossi vasi interessati. Però tanti colpi. C'erano tanti colpi, aveva le mani con tante ferite. Grazie alla collega Daniela Sizzia per aver raccolto questa ulteriore testimonianza per comporre il quadro di questo drammatico avvenimento che ha sconvolto la comunità di Torre di Mosto. Torniamo ad altri argomenti molto più leggeri evidentemente. Nel Vicentino a Castelgomberto avrà un nuovo look il municipio. Un nuovo look per il municipio di Castelgomberto. È iniziata la fase preliminare per il progetto di sistemazione della facciata e degli infissi del municipio. È un progetto importante che già da tempo i cittadini chiedevano perché effettivamente la facciata del comune ha subito negli anni le intemperie ed è estremamente rovinata. E in questo modo andiamo a ripristinare anche un po' il decoro della piazza, che è un'area centrale di passaggio per tante persone, ma con un occhio di attenzione anche al risparmio energetico. Abbiamo dei problemi di infiltrazione e questo ovviamente non curato causa ulteriori danni, problematiche di lavoro all'interno degli uffici. In questo modo riusciamo sia a rispettare quello che è il risparmio energetico, a maggior ragione in questo periodo di aumenti, e riusciamo anche appunto a ripristinare la sicurezza all'interno del comune.
Dopo il progetto preliminare, se l'iter verrà rispettato, i lavori potrebbero iniziare in autunno inoltrato. L'importo dell'intervento è di 260.000 euro, 190.000 a carico del comune di Castelgomberto e 70.000 ottenuti grazie ad un contributo governativo volto al risparmio energetico negli edifici pubblici. Diverse sono le ipotesi di progetto in campo. È un intervento non solo estetico, ma anche di sostituzione di tutti i serramenti interni con nuovi di ultima generazione e la sostituzione di tutti i balconi di quella che è la facciata davanti del comune e di tutti quelli presenti anche sul lato di Via Vicenza e sul lato interno. Ci sarà poi un ulteriore intervento di non solo sistemazione, ma vero e proprio risanamento della facciata, che è tutt'oggi ammalorata, presenta delle muffe e ha necessità di essere conservata, quindi si può quasi parlare di un vero e proprio restauro conservativo, essendo questo un immobile che ha più di 50 anni, quindi vincolato al parere della soprintendenza. Altri lavori invece riguardano a Vicenza l'ex tribunale che diventerà sede di alcune aule per studenti per la biblioteca bertoliana. Previsto lo sgombero dell'ex Palazzo di Giustizia di Santa Corona entro il 31 dicembre, per poi essere consegnato alla disponibilità del Comune in vista della riqualificazione e destinazione a nuova sede della Biblioteca Bertoliana. Oggi è iniziato lo sgombero dei vecchi arredi. Ad essere oggetto di recupero e smaltimento saranno inizialmente dalle scrivanie agli armadi fino ai vecchi computer. A settembre quindi si procederà con lo sgombero della parte cartacea. Una parte di fascicoli verrà destinata al macero, mentre altri saranno recuperati e collocati nell'archivio del nuovo tribunale. Una prima fase di smaltimento del materiale di arredamento, poi c'è la fase di smaltimento del materiale cartaceo e adesso con il Presidente stiamo valutando la collocazione dei corpi di reato prossimamente. La storia di Vicenza è passata anche attraverso queste aule che saranno destinate agli studenti. È significativo perché un domani qui verranno i ragazzi a studiare, questi spazi verranno destinati a chi oggi frequenta la biblioteca bertoliana e quindi si troveranno in questi spazi che tanto hanno dato nella storia nella comunità vicentina, all'interno del quale saranno tutte aule studio ricavate e per socializzare, per mettere insieme i ragazzi d'oggi, e il progetto speriamo che si estenda anche qua alla vicina Santa Corona per trovare anche degli spazi anche all'aperto, naturalmente che accompagnino la vita normale dei ragazzi universitari. Nel frattempo si procede con il progetto di fattibilità che sarà redatto per stralci funzionali. L'amministrazione sta procedendo con il progetto, un progetto che si svilupperà a stralci. La prima parte sarà interessata naturalmente la parte interrata, il piano terra, il primo piano per la creazione degli spazi a favore degli studenti. Riteniamo che poi il progetto venga a essere concluso con la primavera del 2023, quindi poter dare l'avvio al primo stralcio dei lavori. All'interno del bilancio ci sono già 2,5 milioni a disposizione e quindi prevedere un avvio dei lavori nell'autunno fine 23 e quindi magari dal 24 poter inaugurare questi spazi per gli studenti vicentini. Prima di salutarci torniamo sull'altra notizia di apertura, cioè la frana di questa mattina sul Monte Pelmo. Fortunatamente al momento non risultano coinvolte persone. La frana si è staccata dalla parete nord poco prima delle 8, generando, come vediamo, una grande nuvola di fumo. Le immagini sono state riprese dalle persone che già si stavano incamminando nelle vicinanze dal rifugio Città di Fiume, dallo Staulanza. Nessuno tra i villeggianti delle due strutture si era già mosso e non è stata fatta al momento nessuna denuncia di scomparsa. La zona è la stessa in cui 11 anni fa, 31 agosto 2011, si staccò il grande crollo che costò la vita a due soccorritori, Alberto Bonafede e Aldo Giustina. La roccia è arrivata sul ghiaione sottostante senza interessare il sentiero, senza coinvolgere persone di passaggio. Si è alzato in volo anche l'elicottero Drago 149 da
dalla base di Venezia. Sono intervenuti i vigili del fuoco della Val Fiorentina, di Selva di Cadore e di Belluno. Dunque montagna ancora in sofferenza dopo la tragedia della Marmolada di poco più di un mese fa. Qui c'è stato un altro distacco di roccia, fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. L'ultimo minuto lo dedichiamo allo sguardo al bollettino odierno di Azienda Zero per quanto riguarda il Covid. Bene, siamo scesi, continua la discesa degli attualmente positivi, siamo a 68.937, appena un paio di settimane fa eravamo sopra 100.000. I positivi di oggi sono stati ovviamente più di ieri a lunedì, giorno come sempre col dato più basso, ma 5.429 rispetto ai martedì precedenti è un dato, diciamo così, confortante. Sono comunque tanti, ma sono molti meno rispetto al periodo precedente. L'unica provincia che ha più di 10.000 positivi è quella di Vicenza, ne ha 13.297. Vediamo la situazione ricoveri. Il dato dei ricoveri, ormai l'abbiamo imparato, è quello che scende per ultimo dopo i contagi. Ci sono dei segni meno, sono 1.047 ricoverati in area medica, 46 in terapia intensiva, 14 è ancora alto il numero delle vittime. Con questo chiudiamo il nostro Focus TG di questo martedì 9 di agosto. Vi diamo appuntamento al TG Bassano 18.50, TG Vicenza 19.15 sulle nostre frequenze. Grazie per averci seguito e buona giornata.